Euroregione News. Talma Sons, la scoperta del mondo delle percussioni. Un incontro dedicato al mondo delle percussioni si è svolto al Teatro dei Piccoli a Flambro di Talma Sons, organizzato dalla scuola di musica Ziggurat con l'introduzione a quella del presidente Antonio Lenoci. I maestri hanno accompagnato grandi e bambini alla scoperta dei diversi suoni degli strumenti a percussione, racconti e musica dal vivo eseguiti con una super band dal percussionista Massimo Orselli e dal batterista Claudio Madeddu. Attraverso il signor Claudio Madeddu che mi ha inserito in questa iniziativa, io che ho 26 anni e mi sono inserito da quando ne ho 7, insomma, direi comunque nell'ambito delle percussioni. Diciamo che allora qui l'obiettivo è quello di trasmettere quello che è insomma la musica, la passione e quello che è appunto stare insieme comunque stiamo suonando. Le percussioni sono lo strumento principale. Io che ho un marchio che è Tycoon e lo sto promuovendo anche insomma tantissimo attraverso queste iniziative e anche attraverso queste anche insomma delle mie date. Comunque ero a LA 2 settimane fa per una fiera, quindi comunque sono sempre in movimento. Per ogni informazione il mio profilo Facebook è massimo.orselli, comunque insomma mi trovate subito, su Instagram uguale e sicuramente sono aperto a varie iniziative. Io vi ringrazio anche tutti e anche la Ziggurat per questa bellissima iniziativa. Abbiamo allora alla batteria Claudio Madeddu, ecco qua, al basso abbiamo anche il signor Piero Scutta, il signor Jeremy, piacere, al piano e il signor Marco Baldi che è là incastrato ma insomma alla chitarra, ma dopo comunque avrete modo di sentirlo anche eventualmente se ci sarà qualche video. Lascerei anche la parola al signor Claudio Madeddu, se stai con me? Certo, okay. Sto con lei. Allora, innanzitutto mi presento, sono Claudio Madeddu, l'insegnante di batteria alla scuola Ziggurat, che ormai ha quasi 3 anni abbiamo aperto in questo territorio. Sono molto fiero di aver aperto questa realtà e di collaborare con dei musicisti del genere, come per esempio Massimo, che abbiamo trovato nel percorso musicale. Per rispondere alla tua domanda, no, non siamo una band, siamo delle persone che siamo come un collettivo musicale, mettiamola così, che si riuniscono nel momento in cui abbiamo da fare degli eventi, dei concerti, delle cose, perché ci stimiamo sia come musicisti che come insegnanti, che come esseri umani, perché non riusciremo a suonare così con questa enfasi se non ci stimassimo a livello musicale e umano. La giornata di oggi non è stata creata solo per fare formazione e divertimento, ma anche per dare un segnale che siamo sul territorio, siamo presenti, è una goccia che piano piano si sta espandendo nel territorio, quindi siamo felicissimi che ci sia stata così tanta gente stasera, anche in una domenica di sole che la gente magari vuole fare altro, però è venuta qua, ha ascoltato la musica, è stata con noi, ha partecipato, è stato bellissimo, soprattutto a che fare con le famiglie e i bambini, quindi oltre a un discorso puramente didattico e far conoscere questo mondo tanto misterioso come la batteria e le percussioni, anche davvero mettere l'ennesima bandierina e dire ci siamo presenti, venite nella nostra scuola e facciamo un discorso insieme di crescita, ecco. Le percussioni, peggio per noi che ce le siamo scelte, è uno strumento che richiama questo sentimento atavico che è appunto quello del percuotere, vedere i bambini che magari, naturalmente noi abbiamo un volume obbligato che è quello delle percussioni, però non è rumore, è volume, è enfasi, e noi siamo tanto contenti quando i bambini fanno una cosa che magari noi da piccolo dicevano no, è volume alto, non farlo, e quindi quando un bambino riesce a fare questa cosa si libera, ok? Quindi noi diciamo che siamo di là, siamo degli osservatori, diciamo guarda quello là, guarda che bello, e stiamo bene noi prima di loro, e quindi a scuola noi diamo la possibilità di suonare attraverso i nostri corsi di musica sia la batteria, sia le percussioni, chitarra, pianoforte, moderno, classico, canto, tutti i nostri corsi musicali diamo la possibilità di implementare e crescere da questo punto di vista musicale, sì. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.